Entriamo in diretta nell'ultima parte del nostro telegiornale, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, dunque prima di salutarvi vi ricordo gli appuntamenti con la nostra prima serata, a seguire Barzelletta e poi il programma Casa Mia. Non ci resta che ringraziarvi per averci seguito e augurarvi un buon proseguimento di serata a tutti. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta. Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, vediamo i titoli di questa edizione. Nuova aggressione ai sanitari a Palermo, un dirigente medico dell'ASP respinge la richiesta di una carrozzina elettrica perché manca un documento e viene accoltellato. Il carcere di Enna, una polveriera pronta ad esplodere dopo la rivolta dei giorni scorsi, un nuovo caso, un agente della penitenziaria viene aggredito da un detenuto e finisce in ospedale. Ancora sangue sulle strade siciliane, alle porte di Palermo un ciclista viene travolto e ucciso da un mezzo pesante, nel catanese perde la vita un centauro nello scontro con un'auto. Pedopornografia online, 7 arresti e 30 indagati in un'inchiesta condotta dalla Procura di Catania, perquisizioni in 17 città. Eruzione dell'Etna, finita l'emergenza e tempo di bilanci. Nell'aeroporto di Catania sono 100.000 i passeggeri rimasti a terra e adesso si apre il capitolo rimborsi. Nuovo murales nel quartiere di San Cristoforo, dopo i Picci Riddi arriva l'estasi di Sant'Agata. Nel rione catanese inaugurato anche un campo da calcio. Calcio, il Catania accelera sul mercato e punta al terzino Groppelli del Crotone. Alle 12 di oggi la presentazione del direttore sportivo Fortunato Varrà. Bentrovati a questa prima edizione del mattino del nostro giornale che apriamo con una nuova aggressione ai danni di un sanitario. A Palermo, anche per un documento che mancava, un dirigente medico è stato accoltellato negli uffici dell'azienda sanitaria di via Arcoleo. L'aggressore, Roberto Rizzo, di 53 anni, accusato di tentato omicidio. Pretendeva la consegna di una carrozzina elettrica per una sua parente, ma la documentazione presentata era incompleta. Al rifiuto del medico ha reagito con violenza. Così Francesco Paolo Sutera, dirigente dell'ASP di Palermo in servizio nel centro di via Arcoleo, è stato accoltellato. Il medico è stato raggiunto da 2 fendenti, uno alla spalla e uno al volto, in prossimità del naso. Soccorso e trasportato al pronto soccorso del Policlinico, non è in pericolo di vita. Non contento della risposta del nostro dipendente, lo ha aggredito prima colpendolo con un coltello al naso e poi il nostro dipendente è uscito nel tentativo di scappare. Ovviamente è stato accoltellato sulla spalla, sul lato sinistro. Fortunatamente c'erano operatori delle nostre ditte che collaborano con noi, che hanno in qualche modo impedito che fosse compiuto un atto ancora più a rischio per il dipendente. L'aggressore è stato bloccato dagli agenti di polizia intervenuti sul posto. Momenti di panico all'interno della struttura, con tracce di sangue ancora visibili sul pavimento. Sarebbero state le urla del medico ad attirare l'attenzione delle persone presenti e della guardia giurata, che ha contribuito a fermare l'uomo fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Alla luce della gravità delle ferite, in particolare di quella riportata al volto, non si esclude che la procura possa contestare all'aggressore l'accusa di tentato omicidio. E resta alta la tensione all'interno della casa circondariale di Enna. Nelle ultime ore un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto e trasportato in ospedale. Un episodio che riaccende il dibattito sulle condizioni dell'istituto e sulla sicurezza del personale in servizio. Sentiamo Salvo Calacciura. Non si placa la tensione nel carcere di Enna a pochi giorni dalla rivolta che ha coinvolto oltre 100 detenuti del vecchio padiglione. Oggi un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto di origine straniera durante il servizio. Il poliziotto è rimasto ferito ed è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I di Enna, dove è tuttora ricoverato per approfondimenti diagnostici. L'episodio riaccende l'allarme lanciato dai sindacati. L'Unione Sindacati Polizia Penitenziaria
penitenziaria, attraverso il consigliere nazionale Filippo Bellavia, definisce la situazione dell'istituto insostenibile e torna a denunciare la cronica carenza di personale, i turni di servizio sempre più gravosi e la necessità di adottare misure più efficaci per la gestione dei detenuti ritenuti più pericolosi. Ancora sangue sulle strade siciliane, 2 incidenti mortali, uno alle porte di Palermo dove ha perso la vita un ciclista, un altro invece nella Catanese dove ha perso la vita un uomo che guidava uno scooter. Sentiamo. Un altro ciclista investito e ucciso sulle strade del Palermitano. È successo a Bagheria, nei pressi dello svincolo dell'autostrada, di fronte al noto bar Diva. La vittima si chiamava Ignazio Tomasello e aveva 84 anni. L'uomo si è scontrato con un mezzo pesante, è stato sbalzato a terra ed è morto poco dopo l'impatto. Rapido ma inutile l'intervento dell'ambulanza. Il personale del 118 ha tentato una rianimazione, ma si è presto arreso e ha dovuto constatare la morte del malcapitato. La polizia municipale di Bagheria ha fermato il conducente del camion e lo ha accompagnato in ospedale per i controlli sanitari del caso, inclusi i test tossicologici e l'alcol test. Si tratta del secondo incidente mortale che riguarda un ciclista negli ultimi giorni del Palermitano. Una ventina di giorni fa, esattamente al pomeriggio di domenica 21 giugno, a perdere la vita era stata Nicoleta Mirello Rusu, 41 anni, falciata da un'auto piombata su un gruppo di ciclisti da dietro una curva lungo la strada provinciale che da Monreale porta a Pioppo. Nelle stesse ore della tragedia di Bagheria invece un altro incidente è avvenuto a Catania lungo la strada statale 114, la Orientale Sicula, ed è costato la vita a un motociclista che ha perso autonomamente il controllo del suo mezzo. A Caltanissetta, condannato a 11 anni, un uomo per violenza sessuale aggravata sulle 2 figlie, all'epoca dei fatti minori di 10 anni. Gli abusi sono avvenuti tra il 2005 e il 2007. Intanto la Procura di Catania ha disposto una maxi inchiesta per sfruttamento sessuale di minorenni online. Ci sono 7 arresti e 30 indagati, perquisizioni in 17 città. Sentiamo Adelaide Barbagallo. I pedofili smascherati erano studenti, disoccupati, impiegati, professionisti, operai, uomini di ogni età e di diverse estrazioni sociali facevano parte della rete di scambio di video pedopornografici smantellata dalla Polizia Postale di Catania. Un'operazione contro lo sfruttamento sessuale di minori online che ha portato all'arresto di 7 persone, 5 risiedono in provincia di Catania, gli altri 2 in quelle di Frosinone e di Potenza. 30 in tutto gli indagati in 17 città italiane. Sequestrate decine di migliaia di file pedopornografici. Oltre 100 operatori della Polizia Postale sono stati impegnati in perquisizioni personali e informatiche in Sicilia, a Catania ed Enna. Durante le indagini, eseguite anche sotto copertura, sono stati individuati diversi gruppi dediti allo scambio di video di pornografia minorile, anche con bambini abusati in età infantile. L'identificazione degli utenti che scambiavano le immagini e i video, sottolinea la Procura di Catania, ha richiesto un lungo lavoro di approfondimento e di riscontri investigativi, anche con acquisizioni di dati all'estero disposti dalla magistratura etnea. A Palermo imprenditori e cittadini si ribellano al pizzo con nuove cartoline contro i boss scarcerati. A Carini un incontro con l'assessore alle attività produttive Edi Tamaio. Marco Gullà. Ieri centinaia di cartoline adesive rivolte ai boss scarcerati erano apparse a Palermo nel quartiere Uditore Passo di Rigano. Oggi invece a San Lorenzo, Roccaforte, del mandamento del clan mafioso dei Lo Piccolo, sempre con la stessa scritta. Ai boss condannati per mafia e scarcerati, bentornati. Ci auguriamo che il carcere vi abbia rieducati. Tuttavia, se proverete a chiedere il pizzo, noi vi denunceremo e voi tornerete in carcere. Una ribellione verso il racket da parte di imprenditori e cittadini. E proprio di intimidazioni e pizzo si è parlato in occasione di un incontro al Consiglio Comunale di Carini, convocato su iniziativa dall'assessore regionale attività produttive Edi Tamaio. Al centro del confronto le forti preoccupazioni causate dai recenti episodi intimidatori che hanno colpito alcune realtà produttive, tra cui l'azienda di Tommaso Dragotto. La battaglia contro la criminalità organizzata è anche una politica di sviluppo economico. Chi viene in Sicilia oggi non deve avere preoccupazioni che ci può essere qualcuno che possa essere oggetto di intimidazione, soprattutto visto che viviamo un momento di grande attrazione dal punto di vista commerciale, dobbiamo continuare senza limite alcuno.
E a Catania invece si continua a sparare, l'ultimo episodio nel quartiere San Leone. Eva Spampinato. Ancora una notte rotta dai colpi di pistola nei quartieri popolari di Catania. Questa volta a essere presa di mira è l'abitazione di un pregiudicato. Siamo nel rione di San Leone, tra via Palermo e Corso Indipendenza. Gli agenti delle volanti e quelli della mobile della polizia sono intervenuti perché intorno a mezzanotte qualcuno ha centrato una finestra del primo piano di questo palazzo di via Goito all'angolo con via Pisacane. Finestra che questa mattina era serrata dalle tapparelle. In strada gli agenti hanno poi trovato un bossolo di pistola, un episodio sul quale adesso si indaga per capire se sia collegato alle ultime sparatorie avvenute in città appena 24 ore prima. San Cristoforo, San Giovanni Galermo, San Merillo, Picanello, Librino, San Leoni, Lineri sono i quartieri dove la tensione resta più alta. Nell'ultimo anno e mezzo si contano più di 20 sparatorie con centinaia di colpi esplosi e feriti. E si compone la fotografia di una criminalità armata, anche giovanissima, con meno omicidi eccellenti, ma più azioni dimostrative, intimidazioni, regolamenti di conti legati soprattutto al controllo delle piazze di spaccio. Spari in aria, raffiche contro abitazioni, attività commerciali, incursioni scooter, segnali di una competizione sempre più aggressiva tra gruppi criminali che cercano di riaffermare il proprio controllo sul territorio. Nonostante le tantissime iniziative civiche e la pressione delle forze dell'ordine tra blitz continui e arresti, il fenomeno è tutt'altro che esaurito. Tragedia familiare a Comiso nel Ragusano, un uomo prima aggredisce la madre e poi si lancia nel vuoto. Veronica Barbarino. Una furia improvvisa, l'aggressione alla madre e pochi istanti dopo il gesto estremo. Si è consumata così una tragedia familiare a Comiso, nel Ragusano, dove un uomo di 50 anni è morto dopo essersi lanciato nel vuoto dall'abitazione in cui viveva con la madre. Intervenuta la polizia, secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe colpito la donna all'interno dell'abitazione, dove gli investigatori hanno trovato evidenti tracce di sangue. Subito dopo si sarebbe diretto verso la porta finestra e si sarebbe gettato all'interno di un cavedio. La caduta è stata parzialmente attutita dal balcone di un appartamento sottostante, ma l'impatto gli ha provocato gravissime lesioni anche agli organi interni. Trasportato d'urgenza in ospedale, è deceduto poche ore dopo. La madre è gravemente ferita e ora in prognosi riservata. Una tragedia annunciata. L'uomo soffriva infatti di gravi disturbi psichiatrici che in passato avevano reso necessario anche il ricovero in strutture specializzate. E nelle ultime ore in Sicilia si contano anche 2 operai morti sul lavoro a Belmonte Mezzagno, nel Palermitano. Un uomo è precipitato da un'impalcatura di 9 metri mentre faceva dei lavori di ristrutturazione nella propria abitazione. È gravissimo. Ad Agrigento invece è ancora oggetto di inchiesta la morte di Gerlando Bruccieri, deceduto nel cantiere del viadotto Morandi. Sentiamo Davide Sardo. È ancora avvolta nel mistero la morte di Gerlando Bruccieri, il 53enne agrigentino deceduto nel cantiere del viadotto Morandi, il ponte che collega Agrigento a Porto Empedocle. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per fare piena luce sulla tragedia. Sarà l'autopsia che verrà disposta nelle prossime ore a stabilire le cause del decesso e a chiarire cosa sia realmente accaduto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'operaio, presenti anche i carabinieri, i vigili del fuoco ed il medico legale. Dopo il recupero della salma, il cantiere è stato posto sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria. I primi rilievi alimentano i dubbi sulla dinamica. Gerlando Bruccieri presenterebbe infatti fratture al cranio e il suo corpo sarebbe stato trovato in una posizione ritenuta incompatibile con una semplice caduta da un'altezza di circa 3 metri. L'ipotesi iniziale di un malore improvviso perde quindi consistenza, mentre prende sempre più corpo quella di un incidente sul lavoro. Saranno adesso gli accertamenti tecnici e soprattutto l'esame autoptico a cercare di dare risposte e fare piena luce su una tragedia che al momento resta ancora tutta da chiarire. La Polizia di Stato di Gela ha recuperato 1,4 kg di monili in oro, frutto della rapina avvenuta nel pomeriggio dello scorso 24 aprile in corso Vittorio Emanuele ad opera di 2 pregiudicati gelesi, 2 cugini di 40 e 36 anni, i quali con il volto travisato a bordo di uno scooter avevano rapinato un commerciante di gioielli. Gli autori della rapina lo scorso 3 maggio erano stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela.
E adesso invece cambiamo argomento, torniamo a parlare dell'Etna. Conclusa l'eruzione, all'aeroporto di Fontanarossa sono tornati regolari i voli, ma adesso è anche il momento di fare il bilancio di questa emergenza cenere che ha travolto in ogni caso tutti gli scali siciliani. Sono 100.000 i passeggeri rimasti a terra e adesso si apre il capitolo rimborsi. Sentiamo Lorena Dolci. L'Etna non sbuffa più. L'indicatore dell'eruzione, il tremore vulcanico, è crollato. Sparito il pennacchio di cenere nel cielo di Catania, tornano a sfrecciare i voli carichi di turisti e vacanzieri. Ma il bilancio dei 3 giorni di blocco, da domenica sera alla tarda mattinata di ieri, è pesante. In totale sono 638 i voli cancellati o dirottati tra partenze e arrivi, di cui 168 dirottati, 470 cancellati, oltre 100.000 i passeggeri che hanno subito cancellazioni o variazioni. L'ennesima emergenza cenere per l'aeroporto di Catania, ma che travolge gli altri scali siciliani. Dei dirottamenti, 66 sono finiti a Comiso, il resto negli aeroporti di Trapani, Birgi e Palermo. Quest'ultimo fa sapere di avere retto l'ondata. Nel frattempo sono partite le speculazioni. Ecco che i prezzi dei voli per Roma sono nuovamente schizzati alle stelle, sottolinea il segretario del PD Barbagallo, che ha presentato un'interrogazione urgente al ministro dei trasporti Matteo Salvini. Per i passeggeri rimasti a terra nessuna speranza di indennizzo. L'eruzione rientra infatti tra le cause di forza maggiore. La compagnia ha però l'obbligo di offrire un volo alternativo, la riprotezione, o di rimborsare il prezzo del biglietto. Resta il fatto che l'equivalente degli abitanti di un comune ha fatto i conti con l'attività del vulcano, portando queste istantanee come ricordo di una vacanza. Qui siamo a Birgi lunedì notte, quando 1 migliaio di turisti sono rimasti bloccati. Un caso limite su cui l'Associazione dei consumatori ADOC vuole dare battaglia a Ryanair. E l'enorme pennacchio di anidride solforosa prodotto dall'eruzione del 7 luglio è stato trasportato dai venti, ha attraversato il mare Mediterraneo sino a raggiungere il Nord Africa. Lo vediamo in questa immagine pubblicata dalla piattaforma ADAM, Advanced Geospatial Data Management. È stata catturata dal satellite Copernicus, il programma di osservazione della Terra di Agenzia Spaziale Europea e Commissione Europea. E nel corso della seduta di ieri l'Assemblea regionale ha approvato il DDL Stralcio 3 che contiene l'emendamento presentato dal governo sul caro voli, con il quale è possibile il mantenimento degli sconti per i residenti in Sicilia sulle tratte per Roma e Milano. Dai Picciriddi all'estasi di Agata, l'arte fa rinascere il quartiere San Cristoforo e gli Angeli Custodi. Inaugurato anche un campo di calcio. Il sindaco Trantino ha detto che i bambini a cui è dedicato se ne prenderanno cura. Sentiamo Tonino De Mano. San Cristoforo e gli angeli custodi rinascono attraverso l'arte, la bellezza e la memoria che diventano responsabilità. Dal murales dedicato a Giovanni, Riccardo, Lorenzo e Benedetto, detti i Picciriddi, assassinati per mano di Santa Paola nel 1976 in via Gramignani, all'estasi di Agata, opera realizzata tra le vie Madonna dell'Aiuto e Naumachia. Quest'angolo poco tempo fa era adibito a discarica sotto lo sguardo indignato dei turisti. Per noi è importantissimo che ovunque ci sia la nostra Sant'Agata, qui è rappresentata l'estasi di Agata, e riuscire a togliere spazi per rifiuti, per qualsiasi cosa di questo tipo è fondamentale per tutta la città. Una rete di solidarietà ha permesso la realizzazione del murales con i consiglieri di municipalità che si sono autotassati. Il primo municipio si è autotassato per poter realizzare quest'opera, appunto per regalare questo segno di civiltà al centro storico. E il sindaco Enrico Trantino ha dato il calcio d'inizio ed inaugurato il campetto di calcio in largo Don Puglisi, opera inserita nel piano nazionale di interventi di riqualificazione sociale destinato ai territori ad alta vulnerabilità, cosiddetto decreto Caivano. Da qui deve partire il progetto di rilancio, perché quel che ha detto quel bambino dobbiamo custodirlo noi, deve essere anche l'imperativo per i cittadini di San Cristoforo rispetto a tutte le strade del quartiere, rispetto a questo quartiere che ha delle potenzialità meravigliose. Un calcio alla dispersione e tanta voglia di divertirsi. Sei pronto a segnare in questo campetto? Ovvio. Quanti gol vorrei fare? 2-3.
E adesso andiamo a Palermo, presentato il festino di Santa Rosalia, la patrona della città, che partirà venerdì, una celebrazione che esprime l'identità di una comunità diventata anche un brand riconosciuto dai turisti. Occasione di rinascita, dice l'arcivescovo Lorefice. Lorena Dolci. Racconta da 402 anni il legame tra Palermo e la sua patrona, intrecciando tradizione e devozione e nuove forme di spettacolo. Al centro il grande carro firmato dall'archistar Mario Cucinella, che parlerà di emergenza ambientale e sorprenderà i palermitani con una santuzza in 3D e farfalle di luce che fluttuano attorno a un giardino mediterraneo, una sorta di paradiso terrestre. Una festa che intreccia il miracolo della liberazione dalla peste con i mali del nostro tempo. Un senso comunitario della vita, di corresponsabilità, perché possiamo avere una rinascita. Vorrei proprio sottolineare il fatto che c'è bisogno di una rinascita dell'interiorità, una rinascita della coscienza. L'obiettivo dell'amministrazione è quello della inclusione, è quello del superamento delle disuguaglianze. Questa è l'implorazione che la città ancora una volta porta ai piedi di Santa Rosalia. Il festino di Santa Rosalia non è solo un corteo sempre nuovo, ma anche un fitto calendario di appuntamenti dal 10 al 15 luglio, con spettacoli, concerti, rappresentazioni storiche. La festa più amata dai palermitani, ma diventata negli anni attrazione turistica. Per la sua carica di suggestioni coinvolge anche gli stranieri, i visitatori che vengono qui nel periodo appunto di luglio, e oggi diventa il 14 luglio una data che tantissimi mettono in agenda proprio per vivere il festino. Facciamo una pausa, tra poco ritorniamo con il calcio. Oggi alle 12 la conferenza di presentazione del DS del Catania. A tra poco. Bentornati, seconda parte del nostro giornale, adesso il calcio, parliamo della Catania che nel mercato segue il terzino Groppelli del Crotone. Allegretto sarà ancora rossazzurro, mentre Celli ha ricevuto un'offerta dalla Salernitana. Questo sul fronte del mercato. Dal 13 luglio, intanto dopo le visite mediche, ci sarà la prima fase del ritiro al Massimino. Intanto oggi alle 12 c'è la presentazione di Varrà. Sentiamo Sergio Colosi. C'è un altro nome nuovo per la fascia sinistra del Catania. La Salernitana ha offerto un contratto biennale a Celli e il club rossazzurro, dopo Walter Guerra, uomo di Longo prima a Picerno e poi a Crotone, ha richiesto Filippo Groppelli, 22 anni, ex Gian Erminio. Nelle ultime 2 stagioni 44 presenze e un gol a Crotone. Anche su questa trattativa c'è l'ok di Longo, che lo conosce bene. Per il rinnovo contrattuale di Andrea Allegretto è solo questione di ore. Tra le parti c'è l'accordo su tutto. Chi ha salutato città, tifosi e società è il vice di Niclav Beters, che tramite un messaggio social ha espresso gratitudine per gli anni vissuti insieme. Protagonista in Serie D della promozione, ha poi trovato meno spazio in terza serie. Un altro reparto molto attenzionato da Varrà e Longo è il centrocampo, che sarà rinnovato anche per le nuove idee di gioco del tecnico rispetto al suo predecessore. A Ditacchio in scadenza è interessato il neopromosso Barletta, in partenza anche Frisen e Di Noia, con Aloi da valutare dopo un lungo infortunio, e Guaini richiesto sul mercato ma vicino alla riconferma. La stima del Catania per Capomaggio è risaputa, anche Gallo e Vinicius sono obiettivi dichiarati dei rossazzurri. C'è da vincere però la resistenza di Salernitana e Crotone. E con questo servizio ci fermiamo, grazie per averci seguito. Vi ricordo la prossima edizione del nostro telegiornale ritorna pochi minuti prima delle 13:30. Intanto vi lascio con Orazio Longo e la nostra rassegna stampa. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.